Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Musica e parole. Nella sala austriaca, domenica scorsa, la presentazione del libro ricerca della Rocca degli Alberi si è inserita armoniosamente nel mezzo di un applauditissimo concerto organizzato dall'Accademia Musicale San Benedetto. Lo spettacolare suono del clarinetto di Enrico Maria Bassan, maestro famoso nel mondo e docente dell'Accademia di Montagnana, sottolineato dal pianoforte del maestro Walter Favaro, ha introdotto la presentazione del libro La Rocca degli Alberi, curato dall'educatrice dell'Educandato San Benedetto, Patrizia Crema, con il contributo delle ricerche svolte dagli alunni della classe terza al Liceo Classico Europeo, nell'ambito del progetto di un più ampio scambio culturale tra le associazioni Italia Nostra di Assisi e Montagnana. Si è pensato di cercare di formare un progetto che coinvolgesse e l'Educandato Statale San Benedetto e il Convitto Nazionale di Assisi, perché ci sono tante analogie fra Assisi e Montagnana. C'erano tutti gli elementi pregressi per fare qualcosa di bello, di positivo. Si era altresì deciso, proprio come valore portante, che venisse scelto insieme fra Assisi e Montagnana un argomento. Nel 2006 l'argomento è stato Giotto, quindi noi siamo stati ospiti là, abbiamo fatto nascere il gemellaggio e insieme abbiamo studiato gli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco. Poi loro sono venuti qui e insieme siamo andati a studiare, a vedere gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova. Un progetto che ha dato vita ad uno studio degli affreschi di Giotto e alla redazione del libro ricerca sulla Rocca degli Alberi. Questo progetto di conoscere il territorio, quello proprio, di andarlo a proporre agli amici di Assisi e viceversa, insieme, unito questo allo scambio e quindi allo stare insieme, credo che sia una delle migliori forme per apprendere. Questo libro ha vinto un premio internazionale a Teste 2008. Sì, è vero, sono particolarmente orgogliosa di questo prodotto perché proprio è stato apprezzato anche in sedi diverse da quelle coinvolte nel progetto. Studio, quest'ultimo, considerato in una prospettiva a 360 gradi, dalla storia alla pittura, dai francobolli al palio. Abbiamo cercato anche, per esempio, i francobolli, le monete, le carte telefoniche, cose che tanti di Montagnana non sapevano. Addirittura il francobollo di Montagnana è stato l'unico francobollo falsificato nella storia della filatelia. Ho curato la parte storica di questo libro, confrontando vari testi di alcuni storici del nostro paese e anche cercando qualche informazione su internet. Ho curato in pratica appunto il gioco di luce e ombre che il sole faceva sulla rocca, e attraverso appunto questo tipo di gioco si definivano anche gli eventi religiosi o i turni di lavoro. Ho collaborato con la nostra educatrice Patrizia Crema e per la parte fotografica, insomma, siamo andati dal fotografo a chiedere tutti i permessi per ideare questo bel fascicolo. E manca ancora, nel senso che non è ancora stata pubblicata, la prospettiva più affascinante, quella legata alle leggende. Insieme a delle altre compagne di classe ho curato la parte delle leggende. È un peccato che non sia stata inserita nel volume, però speriamo che ci sia occasione per vederle. Niente paura, saranno prossimamente date alle stampe.